oltre 400 i giovani della diocesi di Vittorio Veneto che dal 16 al 21 agosto scorso hanno preso parte alla 26esima giornata mondiale della gioventù a Madrid. Noi abbiamo fatto la proposta breve che era stata così organizzata dalla pastorale giovanile insieme all'Azione Cattolica che appunto ha promosso questa settimana. Il viaggio in corriera, alla volta della Spagna, è stato accompagnato da 2 videomessaggi proiettati in pullman, del vescovo Corrado Pizziolo e del vicario generale Don Martino Zagonelli. Carissimi giovani, vi saluto e mi unisco a voi in questo momento del vostro pellegrinaggio. Avremo certamente modo di incontrarci a Madrid per ascoltare il Santo Padre e per pregare insieme con Lui, sostenuti e confermati da Lui nella nostra fede. I video nascono da un'esigenza che è quella di prepararsi all'incontro con il Papa e alla GMG. Il Papa invita i giovani, ma per arrivare a quell'incontro è bene prepararsi. E quindi è stata fatta la scelta di utilizzare anche il tempo di viaggio come un tempo di preparazione e di catechesi in preparazione al messaggio che il Papa ci avrebbe rivolto poi la domenica. Sicuramente il fatto di vedere lo stesso video nei 4 pullman della proposta breve ci ha resi un unico gruppo che partecipava alla GMG. Il Vescovo appunto ci ha ricordato quanto sia importante essere radicati e fondati in Cristo. Il radicamento e il fondamento che viene dal sacramento dell'Eucaristia. È stato bello il fatto che sia il vescovo che il vicario abbiano come dire, unito il tema della giornata mondiale dei giovani con quello del convegno diocesano che stiamo vivendo. I vari gruppi della diocesi, presenti a Madrid, si sono ritrovati tutti insieme per una celebrazione presieduta dal vescovo Corrado nella mattinata di sabato 20 agosto. La nostra preparazione è partita al mattino presto, quando il vescovo ci ha invitati tutti noi giovani di Vittorio Veneto, che eravamo appunto proprio a Collado Villalba, sparsi in varie zone, palazzetti, palestre, a dormire. Ci ha invitati appunto alla celebrazione della messa tutti insieme il sabato mattina nella chiesa parrocchiale. E è stato un bel momento, si vedeva proprio nello sguardo del vescovo e dei sacerdoti che ci hanno accompagnato la soddisfazione, la gioia di vedere una chiesa piena. Eravamo appunto più di 400 ed è stato appunto bello ritrovarsi tutti insieme in un momento che era forse stato l'unico per tutti i vari programmi della GMG, della nostra partecipazione, è stato l'unico tutti insieme, visto che poi ci siamo amalgamati con gli altri 2 milioni di giovani. Nel pomeriggio del sabato i giovani hanno raggiunto l'aeroporto di Cuatro Vientos, dove in serata si è svolta la veglia di preghiera con Papa Benedetto, funestata da un forte temporale. Un po' ce l'aspettavamo perché dalle previsioni meteo si sapeva che sabato sera doveva esserci della pioggia. Però noi speranzosi, a Madrid non pioverà di certo il sabato sera della GMG. E invece ci è arrivata proprio questa tormenta di pioggia che è durata non molto, però per quei 10 minuti che è durata ha fatto davvero gran paura. So che è partito il grido "il Papa è uno di noi", nella nostra zona di Vittorio Veneto c'erano anche altri italiani, si è sentito proprio dire "il Papa è uno di noi", perché è rimasto appunto tra noi ed era anche significativo, penso, questa pioggia che ci ha abbattuti un po' all'inizio della veglia, perché con il tema della giornata appunto di essere radicati. Fondati, saldi, ci ha uniti appunto le prove, le avversità, tutto quello che non va, che può accadere nella vita, non ci abbatte, ma rimaniamo saldi nella fede e rimaniamo anche insieme a chi ci guida, ci accompagna, come è stato il Papa in quel momento. Dopo la pioggia, i giovani si sono raccolti in preghiera con il Papa per l'adorazione eucaristica. Si è creato un silenzio veramente emozionante e pensare che 2 milioni di giovani stavano facendo silenzio in quel momento era un'impresa non da poco. Ed è stato bello anche personalmente vedere che molti giovani si stavano alzando, si stavano mettendo in preghiera, si sono inginocchiati. È stata una testimonianza forte di fede, perché tra tutta quella confusione si è creato un silenzio, si è capito che c'era una presenza davvero speciale, che era quella più importante.
Domenica mattina la Santa Messa conclusiva della GMG, a cui hanno preso parte quasi 2 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Sullo sfondo di questa celebrazione nel cuore avevamo quell'augurio e quella parola che ci aveva rivolto ancora la sera e ci ha ripetuto al mattino il Papa quando ci ha detto che era orgoglioso di quei giovani che erano lì presenti, era orgoglioso di noi. Era orgoglioso perché eravamo rimasti lì, avevamo risposto al suo invito ed eravamo rimasti nonostante tutto. Il Papa ci diceva: la vostra fede non è una fede che vivete da soli, ma lo viviamo nella Chiesa, non si è mai da soli. Gesù e la Chiesa non sono separati, e quella folla di 2 milioni di giovani un po' testimoniava questo, appunto.